meraviglioso sei, chi è come te, Gesù. Solo tu puoi ristorare e rinnovare il mio cuore. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarà. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. Padre di grazia, nessun altro è come te. Tu soltanto puoi guarire le ferite che ho nel mio cuore. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarà. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei, meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarà. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. Alleluia. Io non desidero che te, 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 alleluia. Io non desidero che te, io non desidero che te. Meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarà. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei, meraviglioso sei, per l'eternità il canto mio sarà. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei, meraviglioso sei, meraviglioso
Egli è colui che non ci delude mai. Alleluia. Forse sei stato deluso da qualcuno. Forse questa mattina sei in mezzo a noi con il cuore rotto, con il cuore ferito, perché hai subito una delusione da chi nemmeno te lo saresti mai aspettato. Questa mattina puoi dire insieme con me: meraviglioso sei, perché tu sei colui che non delude. Tu sei colui che quando anche io meritavo di essere abbandonato, tu non mi hai abbandonato mai. Sei stato sempre vicino a me. In qualunque situazione, quando sono cascato, sono caduto, tu mi hai rialzato, hai steso la tua mano, ti sei inchinato verso di me e mi hai rialzato e mi hai abbracciato e mi hai detto: figlio mio, io ti amo. Questa mattina sentiti amato da Dio e diciamolo di nuovo: io non desidero che te... Dillo con tutto il tuo cuore, fai come se Gesù fosse vicino a te. Guarda davanti a te, chiudi gli occhi e dire: io non desidero che te, Gesù, abbracciami. Io non desidero che te. Non essere questa mattina disturbato da niente. Che te. Ancora una volta. Oh, alleluia. Io non desidero che te. Signore, desidero te questa mattina in questo culto. Io non desidero che te. Meraviglioso sei, alleluia. Meraviglioso sei. Ora sciala passaia, la macanda la passaia. Per l'eternità il canto mio sarà. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Lui non è un uomo, non è paragonabile a nessun uomo, a nessun pastore su questa terra. Lui non è paragonabile a nessun uomo. Lui è il buon pastore. Lui è colui che lascia le 99 pecore per andare a prendere la pecora smarrita. Lui è il vero pastore. Lui è uno che non accusa, lui giustifica. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Questa mattina, se c'è una parte di te che non è stata ancora conquistata dal Signore, questo cantico non lo potevi cantare con una piena consapevolezza e certezza nel tuo cuore. Allora questa mattina puoi dare quella parte del tuo cuore, quella parte della tua vita che non hai ancora dato al Signore perché hai paura, ci sono difficoltà. Ma questa mattina puoi cantare: hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. Hai conquistato ogni parte di me, Signore. Tu ti sei dato tutto e pienamente ad ognuno di noi. Su quella croce hai dato l'intera tua vita per ognuno di noi. E noi questa mattina vogliamo farti una promessa, Signore. Vogliamo offrirti la nostra vita intera. Gloria a Gesù. Santo sei. Quanti iniziano a sentire la presenza di Dio? Quanti iniziano a sentire il tocco della mano di Dio? Quanti credono che Egli è qui questa mattina per guarirti, per liberarti? Egli ha grandemente desiderato questo incontro con te questa mattina. Sorella, del fratello che è vicino a te, se ti senti di prendere la sua mano, alleluia.
dimore abiterò, alla tua presenza mi prostrerò, la luce del tuo volto contemplerò, della tua gloria risplenderò, di beni e benignità mi sazierò, al fiume della grazia mi disseterò, sotto le tue ali riposerò, il tuo nome santo adorerò. Sei il pane disceso dal cielo che dà la vita al mondo intero, sei tu, Gesù. Per il sangue che hai versato sulla croce per i miei peccati, sono qui davanti a te, e sentire la tua voce consolare il mio cuore e dire: io ti amo. Abbi fede, figlio mio, ti ho redento, tu sei mio, non temere, avrò cura di te. Io sono l'Eterno, il tuo Dio. Nelle tue dimore abiterò, alla tua presenza mi prostrerò, la luce del tuo volto contemplerò, della tua gloria risplenderò, di beni e benignità mi sazierò, al fiume della grazia mi disseterò, sotto le tue ali riposerò, il tuo nome santo adorerò. Sei il pane disceso dal cielo che dà la vita al mondo intero, sei tu, Gesù. Per il sangue che hai versato sulla croce per i miei peccati, sono qui davanti a te, e sentire la tua voce consolare il mio cuore e dire: io ti amo. Abbi fede, figlio mio, ti ho redento, tu sei mio, non temere, avrò cura di te. Io sono l'Eterno, il tuo Dio. Io sono l'Eterno, il tuo Dio. Io sono l'Eterno, il tuo Dio. Gloria a Dio. E questa mattina voglio proprio parlarvi, con la guida dello Spirito Santo, voglio condividere con voi, credo che una
un passo della scrittura molto noto, ma guai se non fosse così nella Chiesa del Signore, perché i passi delle scritture devono essere noti della parola di Dio, devono essere predicati. Non ci deve essere niente della parola di Dio dalla Genesi all'Apocalisse che non sia stato trattato in Chiesa, perché non c'è qualcosa che noi possiamo trascurare nella parola di Dio. Tutta la parola di Dio è utile per, cosa dice la scrittura? Per far crescere, maturare, sviluppare, benedire. La parola di Dio è il pane che noi mangiamo quotidianamente, è una lampada, è una luce sul nostro cammino. Ed è meraviglioso. E quando andiamo nella parola di Dio abbiamo bisogno della guida dello Spirito Santo, perché Gesù stesso ha detto che Egli, cioè lo Spirito Santo, quando io ve lo manderò, andrò al Padre e ve lo manderò, Egli vi rivelerà ogni cosa. Lo Spirito Santo rivela al nostro cuore tutto ciò che riguarda l'opera di Dio. Quindi lo Spirito Santo, dobbiamo ogni mattina dire: Spirito Santo, guidami, parlami. C'era qualcuno che diceva: buongiorno Spirito Santo, quando si alzava la mattina. Buongiorno Spirito Santo. Lo Spirito Santo, specialmente in una chiesa pentecostale, lo Spirito Santo non è come dicono un'altra denominazione che non è cristiana, dicono che è la forza attiva. Non è la forza attiva, lo Spirito Santo è Dio. Non è la forza attiva, è Dio. Lo Spirito Santo parlava alla Chiesa e parla alla Chiesa. Mentre pregavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Paolo e Barnaba. Lo Spirito Santo parla alla Chiesa. E per aver peccato contro lo Spirito Santo, Anania e Saffira morirono all'istante, perché è Dio. È molto importante. Noi dobbiamo cercare la guida e l'unzione dello Spirito Santo in tutto quello che facciamo. Se abbiamo un compito in chiesa, abbiamo bisogno dell'unzione dello Spirito Santo. Gesù disse: senza di me non potete fare nulla. Ma io me ne andrò al Padre e vi manderò il Paracleto, il Consolatore. Egli vi guiderà, Egli vi istruirà, Egli vi fortificherà. Voi non sapete pregare come si conviene, ma lo Spirito Santo intercede con sospiri ineffabili. Ti sei mai trovato davanti al Signore che dovevi dire qualcosa, dovevi parlare, ma era talmente grande il tuo problema, la situazione, che non sapevi né come iniziare né come finire la preghiera? Ma lo Spirito Santo ha interceduto per te, è vero o non è vero? Con sospiri ineffabili. Signore, grazie per lo Spirito Santo. Se non l'hai ancora ricevuto, il battesimo nello Spirito Santo, chiedilo. Signore, battezzami nello Spirito Santo, riempimi. Il battesimo è qualcosa di riempitivo, riempimi del tuo Santo Spirito. Lo Spirito Santo sa come parlarti, lo Spirito Santo sa come riprenderti. Lo Spirito Santo non è un uomo, non è un pastore. A volte noi non sappiamo come parlare, riprendere, a volte anche usiamo, al posto di usare una parola amorevole, usiamo invece un martello. Io ho visto tanti figli come me, che sono nati, cresciuti nella fede, hanno ricevuto più martellato che amore. Eppure quando andavo a Gesù, anche quando ho sbagliato, mi sono sentito amato, mi sono sentito abbracciato, mi sono sentito... Perché il Signore conosce la nostra natura, Egli si ricorda che noi siamo polvere. Wow! Introduzione al messaggio. Ok, venite con me in Luca al capitolo 10, leggeremo dal 38 al 42. Il messaggio di questa mattina l'ho intitolato, non c'è qualcuno che possa proiettare e mettere la proiezione, quindi se avete la Bibbia, l'iPhone, il phone, prendete tutto quello che avete per collegarvi, ok? L'iPad, tutto quello che avete. Io preferisco la Bibbia perché prendo appunti, perché mi sottolineo, quindi non venire in chiesa senza zappa, non si va a zappare in un campo senza zappa, si va con la zappa, amen? È la parola di Dio che parla al tuo cuore. Luca capitolo 10 dal 38 al 42. Il messaggio l'ho intitolato a scuola di Maria o di Marta? A scuola di Maria o di Marta? Allora così dice la parola di Dio. Or mentre essi erano in cammino,
avvenne che egli entrò in un villaggio e una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Ora ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Io sto leggendo dalla Nuova Diodati, la traduzione, non so quale traduzione tu hai in mano, ma se cambia qualcosa non ti preoccupare perché il messaggio è sempre quello. Ma Marta, tutta presa dalle molte faccende, si avvicinò e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma Gesù rispondendo le disse: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una cosa sola è necessaria e Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Wow! Maria si sedette ai piedi di Gesù per ascoltare. Ora noi per comprendere, per capire bene, dobbiamo innanzitutto, la parola di Dio è scritta ovviamente è indirizzata alla Chiesa in generale, anche noi che siamo venuti dopo e non siamo ebrei, e quindi dobbiamo entrare nell'ottica degli ebrei, della cultura ebraica. Quando noi leggiamo che Maria si siede ai piedi di Gesù, questo evento, questa scelta è inusuale, ma non solo inusuale, ma è scandalosa. Perché la donna non gli era dovuto e non gli era permesso di potersi sedere davanti a un rabbi, a un maestro. Non poteva farlo. Nelle sinagoghe le donne avevano una parte laterale della sinagoga, oppure avevano la parte sopra nella platea dove le donne potevano stare, ma non potevano partecipare al culto. Questo posto si chiama matroneo, che quando ho visitato delle sinagoghe ho visto anche, e se voi andate a fare uno studio, perché a volte noi abbiamo fatto dire ciò che la Bibbia non dice, ma l'abbiamo detto noi. Ed è terribile questo. È ancora più terribile quando attraverso la Sacra Scrittura noi prendiamo quel verso e ne facciamo una dottrina. Ecco perché io dico, e l'ho detto anche ieri sera mi sono incontrato con il pastore Michele Mango, con sua moglie, perché questa mattina lui era a Padova e a Vicenza, a Padova e stasera è a Vicenza, e quindi ci siamo incontrati e dicevo: Michele, noi quando siamo dietro al pulpito dobbiamo fare molta attenzione a quello che diciamo. Dobbiamo essere guidati dallo Spirito Santo. Ecco perché io ho in qualche modo un po' di preoccupazione dalle pulpito. Dobbiamo fare molta attenzione, perché noi quando predichiamo tocchiamo le coscienze delle persone, e specialmente dei deboli. Se continuo a dirti che se tu non fai questo fai peccato, quello entra dentro di te. E quando entra dentro di te tu ti senti accusato dalla coscienza. Quanti si sono sentiti accusati dalla coscienza magari? Io ho una vita, ho attraversato accusato io non potevo non porto oro, non porto niente, solo le fedi, perché era peccato. Tutto è peccato. Specialmente le donne con gli orecchini. Wow, ma scherzi. E quante cose? Peccato. Apro una parentesi e la chiudo. Le donne erano laterali o erano sopra? E quando nella sinagoga non riusciva a comprendere, a capire ciò che il rabbi stava insegnando, allora le donne avevano una bacchetta in mano di legno e c'era una grata che separava. Loro cosa facevano? Qualcuno di loro batteva sulla grata per in qualche modo
attirare l'attenzione del marito e gli diceva: ma non ho capito. E l'Apostolo Paolo, riprendendo una chiesa, che cosa dice? Tacciasi le donne in assemblea. Se tu devi interrogare tuo marito, interrogalo a casa. Abbiamo chiuso le bocche delle sorelle che in chiesa non possono parlare. Mi state seguendo? Andiamo all'originale e comprendiamo. Perché Dio si serve di chi vuole, quando vuole e come vuole. Uomini e donne, davanti al Signore non c'è sesso. Deborah è stata una grande profetessa. Ha portato il popolo, non c'era un uomo. Dio ha chiamato una donna a portare avanti l'opera sua. Dio ha bisogno di predisposizione. Chi è predisposto? Però abbiamo chiuso, abbiamo detto no, la donna gli è dovuto solo insegnare le scuole domenicali. Io ho sentito delle predicazioni da certe donne che sono stato là. Wow, che rivelazione! Che rivelazione! Avevamo una sorella molti anni fa qui, la moglie di un pastore missionario molto conosciuto, molto famoso. Sapete che gli scriveva le prediche al marito? Lei scriveva le prediche, il marito predicava, ma lei scriveva le prediche. Signore, perdonaci. Abbiamo bisogno di sapienza, saggezza, unzione. Amen. Affinché siamo fortificati e crediamo. Maria si sedette ai piedi di Gesù per ascoltare, quindi andò fuori dagli schemi, e quando tu vuoi ricevere qualcosa devi uscire dai tuoi schemi. Devi rompere i tuoi schemi, devi andare avanti. Io voglio incontrarmi con Gesù, quella donna che era col flusso di sangue, 18 anni. 12 anni, scusate. 12 anni, emanava un flusso, aveva speso tutte nelle sue medicine, era stato dai migliori dottori, non poteva fare nulla. Lei fece una cosa che io andrò e toccherò le vesti di Gesù, se soltanto io riesco a toccare sarò guarito. Quel lebbroso uscì da dove si trovavano i lebbrosi. La maggior parte dei lebbrosi erano dentro ai cimiteri, la loro vita era nei cimiteri, loro si nascondevano lì dentro le catacombe, non potevano uscire. Ma lui sentì che Gesù passava, lui fece forza a se stesso e sfidò la sua vita. Se mi dovranno lapidare, mi lapidano, mi daranno sassi addosso, perché un lebbroso non poteva camminare per la città, aveva un sacco addosso e da lontano vedeva qualcuno e doveva gridare: immondo, immondo, e la gente si scostava, si spostava. Lui sentì che Gesù stava passando, disse: io non voglio morire, Gesù mi guarirà. È andato lì, è la più bella preghiera del Nuovo Testamento, meraviglioso. Si inginocchia davanti a Gesù e dice: Signore, io so che se tu vuoi, tu puoi. E Gesù non si scandalizzò: no, non toccherò un lebbroso. Gesù mette la mano su di lui e dice: lo voglio, sì, netto. Devi vincere, devi correre dal Signore. La parola di Dio dice che il regno dei cieli è preso dai violenti. Violenza a te stesso, ad ognuno di noi. Il nemico cerca sempre di toglierti la gioia, il nemico cerca di ostacolare il tuo cammino. Allora Marta invece si mette ai piedi di Gesù, Maria. Questa mattina voglio parlarvi in modo particolare, versetto 40. Ma Marta, tutta presa dalle molte faccende, tutta presa. Quante volte siamo presi? Quante volte le situazioni, le circostanze ci prendono? E prendere vuol dire che hanno preso possesso. Dio, ascoltate bene, Dio ci ha dato autorità di prendere, non di essere presi. Dio ci ha dato autorità di prendere. Io ti darò questo paese in possesso, io lo darò a te, alla tua discendenza. Dio dà l'autorità ai figli di Dio di prendere possesso, di prendere, ma non di essere presi. C'è qualcun altro che ti prende e prende possesso della tua vita.
Difatti, quando noi parliamo di possessione satanica, demoniaca, perché Dio non ti possiede mai. Dio non ti possiede. Dio non ci possiede. Dio bussa alla porta del cuore. Io sono alla porta e picchio. Mi fai entrare? Che meraviglia! Ma come è entrato così può uscire pure. Dio non possiede, perché quella persona che è posseduta è una persona che non ha nessuna autorità sulla sua mente, sul suo fisico, di poter agire mentalmente. Non ce l'ha, non può farlo. Una persona posseduta perde la facoltà mentale. Lei non ha nessun potere decisionale perché è posseduto. Avete mai visto una persona posseduta? Io l'ho vista. E fanno delle cose che non vorrebbero fare, ma le fanno. Avete mai sentivo una voce che mi diceva l'ha fatto? Quando Gesù abbiamo predicato, mi sembra domenica scorsa, che il Signore dice andiamo all'altra riva. Vi ricordate all'altra riva chi c'era? C'era un indemoniato che era posseduto. E la scrittura dice così, in Luca 8:29. Gesù infatti aveva comandato lo spirito immondo uscire da quell'uomo di cui si era impadronito. Era il padrone di quella vita. A volte i tuoi pensieri diventano il tuo padrone. A volte le tue difficoltà diventano il tuo padrone. La tua mente è così impegnata che tu sei soggetto alla tua mente, al pensiero, a questa situazione. Non permettere ai tuoi pensieri, alle tue difficoltà. Difatti vi ricordate cosa dice Gesù? Che belle le parole del nostro Maestro. Non siate in ansietà solleciti di cosa alcuno. Ma perché ti preoccupi? Questa mattina Katia, non sapendo il messaggio, la predicazione, parlava proprio, Signore, di quelli che sono in ansia, non sapere cosa. Mentalmente sei preso. E quando il diavolo ti prende qui, ti ha messo capo. Ecco perché Paolo, scrivendo la lettera agli Efesini, capitolo 6, dice mettete l'elmo della salvezza, onde potete spegnere tutti i dardi infuocato del maligno. Era presa da tutte queste faccende. E la cosa è che Marta, che significa, sapete cosa significa Marta? È bello quando studio la Bibbia io, perché vado a vedere i significati, i nomi, le cose, e scopro di quelle cose meravigliose. Marta significa signora e padrone di casa. Marta è la padrona di casa. Marta sta gestendo la situazione della padrona di casa e quindi le cose vanno fatte in un certo modo come dico io. Maria sa che lì c'è un altro padrone in quella casa, in quel momento, che è Gesù. Tu sei il padrone di questa casa. E si inginocchia ai suoi piedi e sta lì ai suoi piedi. E gli dice, Signore, si avvicina a lui, mentre lui sta sicuramente parlando con gli altri, sta insegnando, lo ferma. È capace di fermare la predicazione di Gesù. È come se qualcuno adesso venisse qua e mi fermasse la predicazione e dire, ma io devo dire una cosa. Quindi ha autorità, perché è la padrona di casa, ferma Gesù, pensate, il più grande predicatore, lo ferma e che cosa gli dice? Signore aiutaci. Signore, ma non ti importa? Ma Signore. E allora Marta dà una lezione a Gesù. Marta sta dando una lezione a Gesù. Signore, non ti importa? Ora ditemi, onestamente, quante volte noi abbiamo dato una lezione a Gesù? Signore, ma non vedi? Signore, ma non ti curi? Signore, ma è possibile?
E poi nelle preghiere il Signore fa. No? E il Signore prende appunti. Dice, e cosa devo fare? Devi cambiarlo, mio marito. Devi cambiare mia moglie. Devi parlare, Signore, Signore. Le preghiere, lo studio che stavo facendo al giovedì sera, quando andiamo alla presenza di Dio, noi siamo l'auto che va al collaudo. Quando tu porti l'auto al collaudo, non lo fanno il collaudo su un'altra auto, lo fanno sulla tua auto. E quello che non c'è, lui te lo dice e dice, bisogna cambiare questo e questo. È vero o no? Non è che dice, io porto la mia macchina là, lui mi fa il collaudo e dice, devi cambiare le ruote alla macchina di tua moglie. E come è fatto? No. Quando noi andiamo alla presenza di Dio, siamo al collaudo della nostra vita. E Davide ci ha insegnato, perché Davide era l'uomo secondo il cuore di Dio. Signore, visitami, vedi se è in me una via iniqua. Signore, allontana da me, abbi pietà di me. Davide parlava di sé. Non parlava, Signore, devi fare, perché quando tu parli di te al Signore, Dio si prenderà cura anche di quegli altri. L'abbiamo sentito qualche predicazione, qualche domenica fa. Giacobbe si incontrò con il Signore, vi ricordate? Gloria a Dio, dice Giacobbe si fermò e fece il colloquio con il Signore, doveva incontrare suo fratello. Suo fratello non era da solo, era con 400 uomini che lo stavano venendo a prendere a fare polpettine. Ma lotta con Dio, una lotta personale. E Giacobbe non sapeva che Dio stava guarendo il cuore di suo fratello. Perché quando lui andò incontro a suo fratello lo abbracciò. Perché c'era stata una lotta con Dio. Chiediamo al Signore che cambia noi prima di cambiare qualcun altro. Signore, ma non ti curi? Dice, Signore, non ti importa? Una traduzione originale, una delle traduzioni che sono andato a vedere, la traduzione della Marietti, una delle Bibbie più antiche, la Marietti, dice così, Signore, ma ti sembra bello? Ti sembra bello, Signore? Dille che mi aiuti. Signore, dillo. E questo è quello che noi facciamo più volte. Signore, dille. Guardate, c'è da sottolineare qualcosa di molto importante. Gesù le faccende che noi chiamiamo, che siamo affaccendati dalle cose di questa vita, Gesù le faccende le chiama per nome. Tu hai delle priorità che non sono le mie. Lui non li ha chiamati impegni, né compiti, né dovere, ma servizi. Quello che io svolgo come ministero pastorale sia un impegno, ma per il Signore è un servizio. Ci chiama servi. Quindi quello che noi possiamo pensare che stiamo facendo, facciamo per l'opera di Dio, a volte ci sentiamo quasi, sto facendo questo per il Signore, sto facendo per il Signore. Lui li chiama per nome, servizi. E alla fine, quando andremo nel regno dei cieli, il Signore ci dirà, vieni avanti fedele servitore. Facciamo le cose con Lui e non per Lui. C'è una grande differenza, questa parolina, le cose con Lui o per Lui. Sapete, c'è chi lavora per Lui, è un lavoro, prende lo stipendio, lavora per Dio, ma non lavora con Dio. E c'è una grande differenza. Perché chi lavora con Dio sa quello che sta facendo ed ha un peso grande nel cuore, grandissimo, perché lavora con Dio. Giacobbe non lottò contro Dio, lottò con Dio. Ed è importante che le nostre battaglie, le nostre lotte, tutto quello che facciamo, le facciamo con Dio. Gesù disse, senza di me non potete fare nulla. Non potete fare assolutamente nulla.
Marta, Marta, tu ti stai affaccendando, tu ti stai perdendo parte della tua vita, a volte anche psicologicamente. Quando siamo presi da certe cose, prende anche il nostro fisico, vero sorella Ana? La nostra mente, la nostra psiche, cioè ci rovina il cuore. Siamo talmente impegnati che non dormiamo la notte. I nostri pensieri, ci svegliamo e stiamo, come farò? Che cosa farò? Prende, era preso dalle faccende. Era preso, forse stamattina sto parlando a qualcuno che è presa da certe cose. E a volte anche i pensieri di chi ti ha fatto del male, sei preso da quella situazione. Sto parlando in verità oppure no? Ti è capitato o no? Quanto tempo ci è voluto per toglierti una ferita che ti hanno fatto? E quanto sincero sei stato, che quando lo vedevi frequentavi la stessa chiesa, dovevi andare dall'altra parte perché? Perché c'è qualcosa dentro di te. Ma abbiamo anche il coraggio di dire pace. Se lo incontri, davanti a lui pace. Sto dicendo qualcosa che non è veritiero? Siamo presi, siamo stati prede e vittima del nemico. Ma quando siamo liberi, gloria a Dio! A me piace questa parola di Gesù. Sapete perché? L'ho studiata per anni e l'ho vissuta anche sulla mia vita. Io sono la via, la verità e la vita. E quello che il Padre fa liberi è veramente libero. E poi dice, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. La verità ti fa libero fino a quando ci sono falsità, bugie nella tua vita, cerchi di nascondere, cerca di non dire, sei sempre legato. Hai sempre un legame, sei preso da queste cose. Ti ha preso possesso nella tua vita. E sei legato. Quando invece siamo nella piena verità, abbiamo vinto noi stessi. Noi a volte conquistiamo tante cose, ma non riusciamo a conquistare noi stessi. Quando tu conquisti te stesso, sei la più grande arma atomica che esiste al mondo. Perché sei in una piena libertà, hai conquistato te stesso e sei sincero con te stesso. E quando vai davanti a Dio, vai con la tua sincerità, perché Dio ama la sincerità che risiede nel cuore. Abbi pietà di me, oh Dio, cancella il mio misfatto, lavami con l'issapo e sarò più bianco che neve. Davide si prostra ai piedi del Signore e va così com'è e dice, Signore, abbi pietà, ho peccato. Signore, perché te la prendi con il popolo? Sono io che ho peccato, sono io che ho sbagliato, prenditela con me. Sincerità. Sincerità. Marta è padrona. Marta è padrona della sua vita, Marta è la padrona di casa. A volte ci crediamo e ci chiediamo anche padroni di qualcosa. Signore, aiutaci a farci comprendere che tutto quello che abbiamo è tuo, che la nostra vita stessa non ci appartiene, che i nostri figli non ci appartengono, che la Chiesa che tu mi hai dato modo di servire e che tu hai aperto, non io, Signore, è tua. E tu potrai chiamare chi vuoi, quando vuoi e come vuoi. Mi potrai togliere da qui dietro. Non è il ministero, non è il compito che Dio mi ha affidato. Se il Signore dovesse mandare qualcuno, e prego sempre il Signore, qua ci sono le chiavi, ma dovesse mandare qualcuno, io lo dico sempre, fratelli, e mi dice, tu spazzerai la Chiesa 2 volte a settimana, io vengo a spazzare la Chiesa 2 volte a settimana, perché è questo quello che Dio mi ha dato da fare. E vi assicuro che quando sono in cielo, le stesse parole che uso con chi spazza la Chiesa, lo dice anche al pastore che ha predicato migliaia e migliaia di predicazioni, perché dice, sei stato fedele in quello che io ti ho affidato da fare. Chi 1 talento, chi 3, chi 5, chi 7, ma ognuno di loro doveva portare qualcosa al Signore. Giovanni ci rivela qualcosa.
Apostolo Giovanni ci rivela qualcosa. Giovanni capitolo 11. Versetto 2. Or c'era un certo Lazzaro, versetto 1 e 2, a Betania, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, il quale era ammalato. Or Maria era quella che unse di olio profumato il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli, e il suo fratello Lazzaro era morto. Maria aveva un'attitudine, quella di stare ai piedi del Signore, e lei unse, in questo caso, se voi venite al capitolo 12, no scusatemi, sempre al capitolo 11, versetto 20 al 41, voglio che leggiamo questo, capitolo 11, sempre di Giovanni, dal 20 al 41. Gloria a Gesù. Per questione di tempo non leggiamo tutto il capitolo, ma è interessante perché voglio farvi comprendere la differenza tra Marta e Maria. Allora, Marta dunque, come udì che Gesù veniva, gli andò incontro, e Maria invece stava seduta in casa sua. Dove era seduta Maria? In casa sua. Gesù stava venendo, Maria resta seduta in casa sua. Perché? Perché stava ricordando tutti gli insegnamenti che aveva avuto da Gesù. Quando viene un problema e tu sei lì a casa tua e ti ricordi di ciò che la parola di Dio ti ha detto, non hai timore. Stai lì e aspetti. Marta allora disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ecco un'altra riprensione. Dov'eri, Signore? Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Eppure ti abbiamo mandato a chiamare, ma sei venuto in ritardo. E guardate cosa dice: ma anche adesso so che tutto quello che dirai a Dio, Dio te lo darà. L'ha detto lei, non l'ha detto Gesù. Lo afferma lei, perché a volte facciamo delle affermazioni senza sapere quello che stiamo dicendo. Lo ha detto lei, ha detto a Gesù: tutto quello che tu dirai al Padre te lo darà. E quindi in quel momento, se io fossi stato vicino a lei, penso che Marta ha pensato che adesso Gesù può risuscitarlo. Siete d'accordo con me oppure no? No. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Io in quel momento sarei saltato in aria, avrei detto: gloria a Dio, adesso vediamo un miracolo grandissimo. Siete d'accordo con me oppure no? Marta gli disse: lo so che risusciterà, la resurrezione è l'ultimo giorno. Boom! E Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Credi tu questo? Marta, credi che io sono la resurrezione e la vita? E Marta gli dice allora: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Io credo che tu sei. Ma Signore, questo è troppo impossibile. E lo vediamo più avanti. E detto questo andò a chiamare di nascosta Maria, sua sorella, dicendo: il maestro è qui e ti chiama. Non era vero? Avete sentito che il maestro ha detto: vai a chiamare tua sorella? Non era vero. Ma vai anche tu. Appena udito ciò, ella si alzò in fretta e venne da lui. E Gesù non era ancora giunto nel villaggio, ma si trovava nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Perciò i giudei che erano in casa con lei per consolarla, vedendo che Maria, alzatosi in fretta a uscire, la seguirono dicendo: ella se ne va al sepolcro per piangere. Appena Maria giunse nel luogo dove si trovava Gesù e la vide, cosa fece? Che differenza! Che differenza! Si gettò ai piedi e disse le stesse cose, ma completamente differenti. Siete d'accordo con me? Con un cuore rotto. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma con una sottomissione, con un cuore rotto, con una dolcezza nel suo cuore, magari con lo stesso pensiero, con la stessa preoccupazione, peso nel suo cuore.
E Gesù vedendola piangere e vedendo piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito. Questo è quello che tocca a Dio quando noi andiamo ai suoi piedi, quando noi preghiamo il Signore, malgrado anche noi pensiamo che Dio non può. Signore, così si inginocchia ai piedi e fremette nello spirito. Dove l'avete posto? Alleluia. Ed egli disse: Signore, vieni e vedi. E Gesù pianse. Il versetto più corto della Bibbia è questo. Gesù pianse. Dissero allora i giudei: vedi come l'amava? Ma alcuni di loro dissero: non poteva costui che aprì gli occhi al cieco far sì che questo non morisse? Perciò Gesù, fremendo di nuovo in se stesso, venne al sepolcro. Or questo era una grotta davanti alla quale era stata posta una pietra. E Gesù disse: togliete via la pietra. E Maria o Marta? Signore, io so che tu puoi chiedere tutto in questo momento, il Signore te lo darà. Ma Marta dice, la sorella del morto gli disse: Signore, egli puzza già, sono 4 giorni. Ma non ti ho detto forse io che sono la resurrezione e la vita? A volte noi mettiamo degli ostacoli a Dio, non può farlo, è impossibile, cioè questo il Signore non lo potrà fare. Ebbene, io ti posso dire che il Signore può tutto, può ogni cosa. Dopo anni di predicazione ai miei fratelli, papà parlava a loro e non volevano sentirle, anni, dopo tanti anni, 20 anni, 25 anni, sono andati al Signore, hanno accettato Gesù, quale Signore e Salvatore. Non diamo mai nulla per morto. Credi nel Signor Gesù e sarai salvato tu e la tua casa. Non ti preoccupare se i tuoi figli non li vedi in chiesa, non avere timore, tu prega, verranno correndo in chiesa. Correranno in chiesa, perché quel seme che è stato piantato porterà frutto quando il Signore lo vorrà, non quando lo vogliamo noi. Noi non siamo in grado di salvare. Portiamo pazienza. Abbracciamoli, amiamoli. No, se tu non vieni in chiesa io non ti faccio. No, il Signore non vuole nessuno per forza. Il Signore desidera che ognuno di noi faccia la propria esperienza e corriamo al Signore e diciamo: Signore, io ti amo. Io avevo 14 anni quando ho dato il mio cuore al Signore e sono venuto avanti con un canto che suonava, un violino che suonava in chiesa. Non potevi alzarti durante il culto, magari io non mi importava, mi sono alzato, mi sono inginocchiato davanti al pulpito e quel violino suonava così qual sono misero in grado. Vengo a quel sangue da te versato, sotto di esso, mio Signore, lava il mio cuore, pietà di me. Non c'erano le parole, era solo un violino che suonava, ma quel violino ha toccato il mio cuore e io mi sono alzato e mio padre ha visto. E mia madre hanno visto che mi sono fatto violenza e piangevo a dirotto davanti al Signore. Dio sa come toccare tuo figlio, Dio sa come toccare i tuoi figli. Non ti preoccupare, Lui sa come fare. Giovanni capitolo 11, versetto 2, l'abbiamo letto. Era la stessa donna che ha unto i piedi con l'olio profumato a Gesù. Quell'olio serviva per il sepolcro di suo fratello, serviva per imbalsamare il corpo di suo fratello e quell'olio lei che l'aveva conservato l'ha spesa per Gesù. Adora il Signore, dagli il tuo profumo al Signore, dagli il meglio di te stesso, non ti preoccupare, perché il Signore è meraviglioso. Marta, signora padrona, tiene le retini della sua casa, la sua vita nelle sue mani. Maria lascia tutto ai piedi di Gesù. C'è quello che vuole tenere la casa, Signore, ma non ti curi, non vedi, Signore, ma... E quindi tiene le retini in mano della casa. Maria no. Maria entra a Gesù, non gli interessa niente di preparare, di fare il servizio per il Signore, gli interessa il Signore. Ti interessa più servire il Signore o ti interessa il Signore? Io dico sempre, Signore, guai. Se tu dovessi mai andare via dalla mia vita e mi resta da fare il pastore, che fai? Che faccio? C'è un robot, lo conoscete quello che cammina da solo e ti pulisce la casa? Magari qualcuno c'è l'acqua.
quel robot. Adesso è uscito uno, anche un nome strano, pazzesco, che lui parte, ti lava e pulisce la casa e dopo che ha fatto 2 ore di autonomia ha bisogno di 6 ore di stare in carica. Poi dopo parte e pulisce la casa. Qual è la carica che tu stai davanti ai piedi del Signore per avere 1 ora di autonomia spirituale? Se non ci carichiamo, non possiamo dare niente. Gesù, andate a vedere, l'85% del suo ministero era in preghiera. Gesù saliva sul monte e pregava e ascoltava e parlava. E qualcuno ha detto, dopo tutta la notte che ha pregato, ha scelto 12 apostoli e ha scelto anche bene. Nessuno di loro era uno più inguaiato dell'altro. Ma è sicuro che era in preghiera Gesù? Sì, sicuro. Ma è sicuro che Gesù ti ha scelto? Sì, sta sicuro, ti ha scelto. Forse tu non ti avresti scelto, io non mi sarei scelto, ma Gesù mi ha scelto. E sai perché? Perché Lui vede non quello che tu sei adesso, Lui vede quello che tu sarai. Vede quello che tu sarai. Padre, vi ricordate quando parla della vigna? Vi ricordate del vignaiolo che va a cercare del frutto e non ne trova? Ve lo ricordate? Il padrone della vigna dice, taglialo, perché sta lì a rendere improduttivo anche il terreno che lo circonda? Ma scusa, mi occupo dello spazio, sono 3 anni che vengo a cercare del frutto, non lo trovo, taglialo! È il vignaiolo che è Gesù. Dice, Signore, lasciami ancora 1 anno, per favore. Lascia che io lo concimi, Gianni. Lascia che io gli stia vicino, che lo annaffio, che lo curo. Quando arriva, avete mai visto gli ulivi d'inverno li coprono? Perché il freddo, non possono prendere il freddo. Che bello quando passo là per la Puglia e vedo tutti questi ulivi. Lo curo. Poi tu tornerai, Signore, magari l'anno prossimo, e troverai del frutto in Gianni. Ma se non lo troverai, Signore, io non lo taglierò, tu lo taglierai, perché io ho dato la mia vita per Lui. Questo è l'amore di Dio per te e per me. Marta vuole piacere al Signore nel suo servizio. Maria vuole adorare il Signore ascoltando la sua parola. C'è grande differenza. Che miracolo grande ha visto Maria quando lui ha chiamato Lazzaro, vieni fuori. E che miracolo grande vedrai nella tua casa quando il Signore chiamerà i tuoi figli a venire qui. O in un'altra comunità, in un altro posto. Che miracolo grande vedrai quando il Signore opererà nella tua vita, quando non hai tu le reti in mano e lascia ogni cosa ai piedi del Signore. Spendi del tempo alla presenza di Dio. Il Signore ti benedirà. Fai violenza a te stesso, prenditi del tempo per stare con il Signore. Fratelli, sorelle, i tempi si fanno sempre più difficili, scandali, situazioni difficili. Vediamo intorno a noi delle cose che non sappiamo spiegarci, ma il Signore lo ha detto. Il Signore ha detto, guardate, che 1 su 4 dei semi che vengono messi fuori, 1 su 4 porterà frutto, è vero? Quello che cade in buona terra. E di uno di questi 4, il 50%, 2 saranno in un campo, l'uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Quindi quando ancora? Per molti è la chiamata, ma pochi sono gli eletti. Io voglio essere eletto. Io voglio andarmene con il Signore. Io voglio dire, Signore, costi quel che costi. Signore, mi dispiace di chi posso vedere al mio fianco, che è caduto, che non ce la fa. Ma il Signore dice, quando Pietro gli disse, Signore, che ne sarà di Giovanni? Ve lo ricordate? Che cosa disse il Signore a Pietro? Ma te, di Giovanni, che ti importa? Tu, seguimi. Questo è tempo di seguire il Signore. E con questo non voglio dire che se noi vediamo un fratello, una sorella, qualcuno, preghiamo, cerchiamo di tirarli su, ma se vogliono stare a terra e hanno fatto una scelta di fare quello che vogliono, non vi preoccupate. Noi guardiamo al Signore, autore e compitore della nostra fede.
di Gesù. Ne vedremo tanti, io spero con tutto il mio cuore di rimanere fedele al Signore fino all'ultimo istante della mia vita. Amen. Dov'è Chiara? Sono via Chiara e... Non possono venire? Niente, ok, perché volevo farvi che vi cantasse un cantico, ma non possono farlo, perché l'avevano provato, mi hanno detto, provi a vedere, perché questo canto è bellissimo. Amen. Gloria a Dio. Avete ricevuto dal Signore qualcosa questa mattina? Potete andare a casa a dire il Signore ha parlato al mio cuore? Amen. Puoi uscire edificato questa mattina? Puoi dire a qualcuno che non era qui, che non è potuto venire, non è venuto, che ti sei perso. Sapete, quando il Napoli ha vinto lo scudetto con Maradona, sul cimitero di Napoli, che è enorme, è uno dei più grandi d'Europa, avevano messo uno striscione grandissimo su tutta la curva che tu passavi e c'era scritto: che vi siete persi? A tutti i morti. E che vi siete persi? Lo scudetto del Napoli. Questa mattina tu puoi dire che ti sei perso, ma lo possono riascoltare. Ascoltiamo questo cantico. Alleluia. Chiudi i tuoi occhi, non ti chiedo di alzarti, stai con gli occhi chiusi. Alla fine di questo canto io desidererei che qualcuno di voi, o più di qualcuno, possa ringraziare il Signore. 2 parole. Signore, grazie per questo messaggio questa mattina, perché l'era per me, forse lo puoi dire. Alleluia. Gesù. Alleluia. Scegliere non è semplice, ma è la vita che ti porta a decidere, e a ogni bivio non so che strada prendere. Chiedo a te che conosci il mio cuore, che hai già scritto la strada da percorrere. Io ti prego, io non voglio sbagliare, io voglio seguire la tua perfetta volontà e essere come te, amare come te, servire come te, umilere, voglio essere come te, che hai lasciato la gloria per stare al mio fianco, amico degli ultimi, amico degli ultimi. Scegliere è difficile, tanti pensieri che si affollano e mi confondono, e in un mare di voci io cerco la tua e non voglio altro. Oh no, voglio essere come te, amare come te, servire come te, umilere, voglio essere come te, che hai lasciato la gloria
Ora io so che per ogni scelta c'è una rinuncia, ma ciò che conta per me è essere come te, amare come te, servire come te, umilere, voglio essere come te, che hai lasciato la gloria per stare al mio fianco, amico degli ultimi, amico degli ultimi. Fa che questa Chiesa, Signore, sia amico degli ultimi. Vogliamo essere come te, Gesù. Vogliamo amare come te. Vogliamo imparare da te. Ti prego, Spirito Santo, che tu possa istruirci nella verità, perché la tua parola è verità, Signore. Togli dalla nostra vita tutto quello che non glorifica il tuo nome, Signore. Anche insegnamenti ricevuti che non sono quelli che tu ci hai dato. Padre, riempi questa Chiesa del tuo Santo Spirito. Fa che ogni membro di questa comunità, ogni famiglia, ogni ragazzo, ogni bambino, ogni anziano sia ripieno del tuo Santo Spirito. Sì, Padre, abbiamo bisogno di te. Vogliamo imparare, vogliamo essere alla scuola di Maria, stare ai tuoi piedi. Vogliamo rompere il nostro cuore davanti a te. Grazie, Spirito Santo. Alleluia. Gloria a Gesù. Grazie, Signore. Ed ora la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione e la guida del suo Santo Spirito siano con tutto il suo popolo da ora in eterno. Amen. Amen. Dio ci benedica, buona domenica a tutti quanti voi.